facile spiegare cosa significa essere infermiera. Potrei scrivere 1000 righe parlandoti di cosa sia fare l'infermiere, ma esserlo, beh, è diverso. Perché essere infermieri è soprattutto saper cogliere l'essenza delle persone, quando non sono più in grado, quando non hanno più voglia, quando non hanno più voglia di nascondersi dietro maschere, dietro finti sorrisi, dietro frasi di circostanza. C'è qualcosa di assurdamente vero negli occhi degli ammalati, un vero che fa quasi paura, fa quasi male. Ti sembra uno schiaffo, uno sprintone inaspettato, è un qualcosa che ti entra dentro, sembra non poter più uscire, si mescola a te, diventa tuo, e tu cambi, e inizi a guardare quegli occhi, inizi a guardarli come non hai mai guardato niente e nessuno, con un coraggio che non credevi di avere, con una forza che molto probabilmente era nascosta lì, da qualche parte, e improvvisamente ti è capitata tra le mani. E hai deciso che tu volevi esserci, per quegli occhi e per le storie che ti raccontano. Perché a quel punto stai peggio senza di loro. A quel punto è meglio vivere, anche quando fa male. Anche quando ti sembra che non ci sia nulla da dire e da fare. Tu rimani lì e aspetti una lacrima, un sorriso, una parola. Non ha importanza cosa sarà. Tu sai che sarai accanto a quella persona, in quel momento, e non dovrai avere risposte. Non dovrai avere un miracolo tra le mani. Dovrai esserci nel modo più semplice e vero, come ci sono loro. Questa è la verità. Perché a volte un silenzio ha dentro molte più parole di un qualsiasi discorso. Perché a volte un malato non ha nemmeno voglia di sorriderti, di ringraziarti, di sperare. Ma ha bisogno, questo sì, di sapere che tu ci sei, che lavori attorno a lui, che lavori per lui, senza aspettarti nulla in cambio, se non la sua fiducia. Un infermiere deve saper fare. Saper essere. Ecco, io credo che l'infermiere debba anche sapersi fermare. Sapersi fermare quando la vita di chi ti sta davanti non è più vita. Sapersi fermare quando gli occhi che ti guardano non sono più occhi. Quando un viso sembra non essere più fatto per sorridere. E tu sai che non puoi fare nulla. Lo sai, e rimani immobile, ma non te ne vai. Rimani fermo e respiri. E maledici la sfiga, il caso, il destino, per aver messo un essere umano in quelle condizioni. E ringrazi la sfiga, il caso, il destino, per aver permesso a te di esserci, di essere lì. Non dovremmo arrivare a vedere lo schifo per renderci conto di quanto sia prezioso ciò che abbiamo. Ma forse devi vedere lo schifo per renderti conto che se c'è una cosa che vuoi fare, devi continuare a guardarlo.
per vederlo sparire o per vederlo cambiare.